Allora, guarda prima, il primo posto. prima il punto che ho detto che ha vinto? Francia, vieni. Allora, capitano della Francia consegna tutte le medaglie. Eravate in 7. Vede, se la presa vai a fare con la colla. Bene. Chi era Francia? Chi era Francia? Capitano della Croazia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buoni, a 7. Solo la Croazia. Oh, poi chi era? Marocco, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Consegna tutti i rossi la medaglia. Bene, ti darà la medaglia. Dai, Argentina. Ultima squadra. Ultima squadra. Allora, iniziamo col capocannoniere. Il capocannoniere è Federico, solo che è successo un problema, si è rotto il braccio, però potrà sarà così bravo che lo attaccherà. Ha fatto 22 gol. Vice cannoniere è un certo Napo Napi. Bravo Nappi! Napo Napi che ha fatto 4 gol. Allora, miglior portiere, questa volta ho deciso io, perché ha giocato di più, e facciamo Tommaso. Bravo Tommaso! Bene, allora, la squadra ultima classificata, chi era? Argentina! Chi ha vinto la gara dei rigori? Chi ha vinto la gara dei La terza classificata? Hai visto la medaglia? Il Marocco! Il Marocco! Allora, la terza Marocco! Chi ha vinto la coppa? Andrea! Bravo Andrea! Applauso, dai! Secondi classificati, chi sono arrivati? La Croazia? Sì! Allora, chi ha vinto la coppa per la Croazia? Bravo Gabri! Gabri! Passatemi quelle là. Primi in assoluto, chi hanno vinto? L'Argentina. Allora non si può dare una coppa a tutti. Non si può. Abbiamo fatto la gara di rigori per un motivo. Perché chi vinceva o chi andava in finale per la gara dei rigori vinceva la coppa, è vero? Dopo chi? Ma lo so, però tu hai vinto già quella di capocannoniere. E allora cosa do? Te ti do 4 premi e gli altri cicce, niente. No? Allora, dai buono. Allora la coppa, Supercoppa, l'ha vinta Giorginio. Bravi! Bravi! Vi ringrazio. Bel divertimento. Francia ti ha preso la... Tutti quanti hanno le medaglie. La medaglia te l'ha preso? Bravo, andiamo. Tutti quanti hanno le casacche. Boh, possiamo andare giù. Facciami quella.